5 notizie dalla Liguria, da Ponente a Levante. A Rapallo, al piano terra dell'ospedale Nostra Signora di Monteallegro, ha aperto la nuova casa della comunità. Dopo Chiavari diventa il secondo punto di riferimento del Tigullio per la sanità territoriale. Nel nuovo anno si aggiungerà anche la casa di Sestri Levante. Sono in totale 5 i milioni destinati al Fondo Unico Nazionale per il Turismo per l'annualità 2024. Ai quasi 4 milioni di partenza si sono aggiunte le risorse per la ricettività turistica dei parchi della Liguria e per il completamento della passeggiata a mare di Riva Ligure, per un totale di oltre 1 milione. Via libera al comune di Calice al Cornoviglio per procedere con la variante in corso d'opera ai lavori sulla strada comunale Tranci-Bruscarolo, del valore di 684.000 euro, per ripristinare la viabilità dopo la frana e riportare nelle loro abitazioni i 2 nuclei familiari che erano stati evacuati. Promozione dell'invecchiamento attivo e sostegno alle persone fragili. Sono queste le finalità dell'accordo di collaborazione firmato oggi. Tra i principali obiettivi lo stile di vita attivo, il contrasto alle discriminazioni legate all'età, il sostegno alla domiciliarità e all'autonomia. È stata presentata la rassegna culturale Innovatori nei secoli, che vuole far conoscere le figure di Amos Nattini, artista genovese, Carina Massone Negrone, prima aviatrice italiana della storia, e Guglielmo Marconi, inventore delle telecomunicazioni. In programma mostre, conferenze e incontri nell'anno nuovo a Genova, Sestri Levante e in diversi comuni del Levante Ligure. Queste erano le 5 principali notizie di oggi. Seguiteci sui canali ufficiali della Regione Liguria.